Giovanni Manildo l'ha definita una vera e propria scalata, ma comunque si è dimostrato abbastanza soddisfatto per il risultato ottenuto, soprattutto rispetto alle passate elezioni, il confronto con quel centro-sinistra che affrontava Luca Zaia. Una coalizione davvero larga, la più larga per quello che riguarda quelli che si sono presentati in regione per l'elezione di questo nuovo presidente, che ha determinato di fatto la fine dell'era Zaia. Una delle prime cose che ha fatto è stato telefonare ad Alberto Stefani e augurargli buon lavoro, ha ringraziato poi la sua squadra e ha detto che i numeri raccolti comunque, nonostante l'alta astensione, che sicuramente non è positiva, dicevamo che con questi numeri l'opposizione potrà lavorare sicuramente meglio. Ma io sempre, anche quando gioco a tennis con gente molto più forte di me, cioè io penso che sempre sia importante l'atteggiamento, anche la convinzione di dire ho qualcosa da dire al Veneto, e la nostra coalizione è convinta ed era convinta di avere delle idee per creare un futuro migliore in Veneto. Le metteremo a disposizione come capo dell'opposizione, come responsabile di una coalizione molto ampia, e c'è insomma, una bella assunzione di responsabilità, un bel cammino da fare per incidere in Veneto. Ma rimane sanità, lavoro, giovani, anziani? Beh, il tema dei giovani l'ho posto dall'inizio, il fatto che dobbiamo invertire il fatto che dal 2011 ad oggi 55.000 veneti se ne sono andati giovani, e questo è il punto fondamentale. Poi l'altro tema, la salute pubblica, che è fondamentale, riteniamo che sia una delle cifre su cui si guarda la capacità di una società di essere giusta ed equa, è una conquista di giustizia sociale che non possiamo perdere. I veneti però hanno deciso di non andare al voto. Sì, questo è un problema molto serio, il 44% di astensione ci deve interrogare tutti, e la politica deve dimostrare di essere capace di rinnovare, di meritare la fiducia. In questo momento non ce l'ha, e su questo dobbiamo lavorare maggioranza e opposizione per elevare il livello di capacità di proposta. Questa tornata elettorale è andata, no? Però la forbice si è accorciata. Lei giustamente diceva questo è l'inizio, perché da qui in poi ci si potrebbe arrivare. Sì, questo è il cammino, diciamo, era una salita in montagna, abbiamo piantato il chiodo a metà parete e vediamo di arrivare finalmente in vetta. Penso che da domani io incomincerò con la responsabilità di essere il responsabile del capo dell'opposizione, e lavoreremo in modo propositivo e molto forte per poter lavorare perché questa opposizione, questa alternanza possa veramente diventare una vera alternativa nei prossimi anni. Creato qui in Veneto è destinato ad espandersi anche a livello nazionale? Ma io penso che qui hanno lavorato molto bene i partiti, li ringrazio per il lavoro che hanno fatto. Devo dire una coalizione plurale, diversi angoli di visuale della società, ma capacità di avere una proposta concreta e univoca. In altre regioni questo ha portato alla vittoria, e ritengo che possa essere un bel esempio, un bel laboratorio anche a livello nazionale. Ha sentito Stefani? Sì, l'ho sentito, gli ho fatto i complimenti, gli ho augurato buon lavoro, gli ho detto adesso deve mantenere la fiducia che gli hanno dato i veneti e lavorare in modo concreto per lo sviluppo della nostra regione. Al di là di tutto è finito un'epoca, l'epoca di Luca Zaia. Sì, assolutamente, siamo a un cambio di passo, a un cambio di epoca, è finita l'epoca del Presidente Zaia, adesso se ne apre una nuova e vediamo di vedere insieme, di dare più sviluppo al Veneto. Elly Schlein invece cosa ha detto? Cosa lei ha detto a lei? Elly Schlein mi ha chiamato, mi ha ringraziato, ha detto che abbiamo fatto un ottimo lavoro, ha ringraziato il Partito Democratico per il lavoro molto forte, anch'io l'ho ringraziata di questo, e da qui siamo concordi nel dire che parte questa camminata per riconquistare la maggioranza, conquistare la maggioranza in Veneto e a livello nazionale lavorare insieme. Ha pesato il fatto che la campagna elettorale è iniziata molto tardi, cioè voi eravate pronti comunque quest'estate, ma dall'altra parte non c'era un avversario? Ma sicuramente sul dato dell'astensione può averlo portato, perché è inevitabile anche la rilevanza sui giornali, sui media è stata molto maggiore, la conoscibilità della campagna elettorale nel momento in cui c'era anche il candidato di centrodestra, quindi il fatto di una campagna corta forse non ha raggiunto tutti i cittadini veneti, però penso che sia importante, se non guardiamo quello che è successo, guardiamo al futuro e partiamo da questo dato che, ripeto, come coalizione ci rende molto soddisfatti.